giorno non tenevo sonno e mi stavo guardando la televisione. A un certo punto, girando i canali, acchiappano un film di paura, un film di paura degli anni 70-80, una cosa vecchia. Era un film italiano. Solitamente è difficile vederne di film dell'horror italiani. Vabbè, comunque dicete, mo muoio, che cazzo tengo a vedere, tengo in da fa muoio, buonanotte, no? Comunque questo film, la trama era diciamo, la solita, no? Che là che praticamente ci stanno un serial killer che uccide la gente e un detective che non è cazzo capì chi cazzo è su serial killer. Cioè, sono sempre gli stessi trama, fondamentalmente, no? Dei film di paura. La cosa che mi ha colpito, la cosa particolare di questo film, è stata una scena. Sta scena praticamente fa ricassare su guaglione con una guaglione dentro la macchina. Allora, sai, si vanno a partare perché ovviamente un guaglione sa voleva mangiare, non lo so, che voleva fare. Questo guaglione piglia ci mette, sai, ci prova con questo guaglione, ci mette poco ci ingoppa la coscia e cose. A guaglione, no, ma che non è, ma che si fa, ma che non si fa. O guaglione giustamente dice, fra, ma che si fa? Che stiamo a capo a fa, che si fa? Vabbè, comunque alla fine guaglione si ingrippa, si incazza. E dice, ah sì, sai che c'è di nuovo? Ma fatti il proprio a per la sola. E io mi manco proprio da penga proprio, no? E la lascia in mezzo alla strada da sola. E allora che succede? Bella e buona, sta guaglione dice che sta in un cancello con un cane cancello, mo ce l'ho, a lucco come un pazzo. Sto cane veramente a lucco assai, no? Tarrannato, no? Come i cani cancello, si sa, no? I cani cancello sono fatti apposta per alluccare di cancelli, fanno proprio con questa prerogativa, diciamo. A guaglione che già si è nervoso, cioè non ha scigna in capo perché vede sto cane che allucca, che io sto indisponibile in erba, trova una mazza in terra e bello e buono che fa sfrugolio il cane, ma sfrugolio il cane come a dire per sé, ma così ti mucca chi te vive, no? E lo sfrugolio con sta mazza. Lo sfrugolio talmente assai, che sto cane è bello e buono talmente che si ingrippa e si incazza peggio da guaglione, piglia zombo cancella. Zombo cancella è bello e buono secondo a guaglione. Allora, per chi non lo sapesse, secondo deriva dal verbo sucutare, che significa rincorrere, diciamo, una persona con rabbia, no? Inseguirla, in senso quando uno to altro, no? Che ti secondo e cose. Comunque, stu cane piglia e secondo a chessa, a correre finché non la acchiappa, ingoppa una coscia e ci abbia di morso, no? Ingoppa sta coscia e cose. A guaglione comunque piglia e ci chiava 7-8 cazzotto in capo a stu cane per stupetiano poco, no? Per chi non lo sapesse, stupetiare è un verbo, diciamo, che significa stordire, quando uno ti stupetì, no? Ti stupetì, cioè ti stona, no? Ti stupetì. Comunque ci chiava 7-8 cazzotto in capo a stu cane e se ne fuga. O cane si coda ancora, essa a un certo punto mentre corre, vede una villa e fa una specie di corsa vicino a sta villa cosa, e riesce a zumbare un muro e sta villa ed entra cercando aiuto, se c'era qualcuno per chiedere aiuto, no? Come trasita a sta villa, aiutatemi, e non trova nessuno perché evidentemente il padrone della villa era asciutto, no? Non c'era. Capito che non c'era nessuno nella casa, lei che cosa fa? Si mette a comincia a bere, a rovistare tra le stanze, a guardare, a zefì cazzo su, insomma. A un certo punto si in una stanza un poco particolare, allora ci stavano tutti questi fogli di giornale azzeccati in faccia al muro, omicidio avvenuto a Roma Termini, uomo uccide 4 donne a Bascia Margellina, no? Tutti questi fatti così, no? Poi trova anche un guanto di un assassino, un curtillo l'assassino, comunque sta roba l'assassino, no? E capisce che sta in una casa di un assassino. Capo che cazzo, no? Quindi da tanta casa che c'è stanno in due mondo che se la capitano proprio in da casa dello serial killer. Buona per la madonna. Vabbè, comunque che se che fa? O possi sa quella se ne fui con tutto che si cane fuori, che io personalmente se in quella situazione sua ascevo fuori e mi facevo mangiare un cane, che si piglia? Si mette tutta questa roba di sta assassino in da borsa, tutti gli indizi, le prove, i fogli di giornale, il lago, e non è ma perché non fai cazzo tua? Tu avrei come a fa? Tu hai un telefono a chiamare la polizia, chiamare il pronto soccorso, chiamare chi cazzo tu, e dici, venite a pigliare che c'è stanno un maronni di cane che mi devo mangiare. Tu avrei come te ne esci in testa casa, tu pigli e ti metti a pigliare roba dell'assassina. E allora è a morire. Questa è proprio una prerogativa dei film di paura. I protagonisti dei film di paura già hanno a morire. Poi si fanno manche i cazzo loro. E allora da morire. A dare il tuo sangue, vanno a uscire.
Infatti, cosa succede? Tras l'assassino che era tornato, non so se era riuscito a uscire a qualcuno, non lo so, torna l'assassino, vede che si stava chiamando questa roba in da bozza e cose, e dice, ah sì, mo ti scia scamazza, ti chiamano una curtolata in capo, ti faccio poco con il mio mellone, ti arrava a capo con il mio mellone. Ma è giusto così, perché non si fa, perché si sa che si è un assassino, no? Che già ringraziamo Maronna che si è riuscito a mettere in da casa chi si è riuscito a trasì perché ti volevo mangiare qua. E poi scopre che chissà c'è la gente e cose, tu ti la fai cazzo tua. Perché stai in un film di paura, e si sa che in dei film di paura ti la fai cazzo tua. Ma non lo può capire proprio questo fatto dei film di paura che sanno fare cazzo loro. Chi si fa i cazzo suoi, cambia 100 anni. E in dei film di paura, questa regola è ancora più valida. Comunque, la morale della favola qual è? A parte il fatto che quando stai in dei film di paura, ti fai i cazzo tuoi. E questo già l'abbiamo assodato. Dopodiché, se un guaglione ti mette in mano un coppia e coscia e tu stai in un film di paura, è meglio che ti fai una chiavata. O si no, ti mangiano i cani.